speciale qui alla Libreria Mondadori che ci ha abituato a tante sorprese, di cui voglio ringraziare e fare un applauso al nostro amico Giovanni Michele. Voglio dire due parole su lui, un ragazzo molto semplice però molto capace, un ragazzo che riesce a risolvere ogni problema e che ha una grande voglia di fare. E quindi voglio chiamare un attimo qui Giovanni per un saluto a tutti. È una libreria giovane, nuova, ma piena di voglia, di energia e molto aperta a tutto. Qualunque cosa proponiamo a Giovanni, lui dice vediamo che cosa si può fare. È una cosa molto bella questa, una persona che veramente fa questo lavoro perché ama la cultura e ama la possibilità di creare qui a Piano di Sorrento, nella piazza più importante del piano, un posto che diventi anche un coagulo di energie legate all'amore per i libri. Vero Giovanni? È una grossa sfida da parte tua questa. Sì, allora buonasera, benvenuti. Ci troviamo qua, come giustamente diceva Carlo, per discutere e parlare e vedere, diciamo, queste poesie napoletane. Noi veniamo da un percorso che abbiamo fatto sulla poesia, anche fa l'opposto, che è una cosa che non si trova così spesso, diciamo, in giro, anzi diciamo non si trova. E abbiamo fatto questo percorso utilizzando degli autori del Novecento, che come potete vedere ci sono ancora i segni, Montale, Pozzi e Caproni. Ma io c'entro nel Novecento, Sì. Infatti diciamo, noi abbiamo fatto la Liguria con Montale, abbiamo fatto la Toscana con Caproni, la Lombardia che è la mia seconda patria con Pozzi e poi diciamo adesso la Campania. fate gol con Damiano, la Campania, perché comunque Quindi grazie Giovanni, perché stiamo facendo un'opera meritoria di cui veramente siamo come cittadini della penisola, siamo grati. Quello che volevo dire è che più o meno poi abbiamo ripercorso questa strada e ho proposto delle aggiunte per questa sera. Ci saranno delle immagini che ci accompagneranno, abbasseremo le luci proprio per aumentare anche l'effetto e diciamo, l'attenzione. Quindi di conseguenza sarà, e poi alla fine ci sarà un assaggio di prodotti tipici campani, dato che questa è una poesia rurale, quindi di conseguenza faremo delle bruschette e poi ci sarà un assaggio di un vino che è il Penisola Sorrentina DOC offerto dalla Cantina Stiglia. Quindi questa è proprio l'idea di dare un assaggio di poesia e allo stesso tempo anche un assaggio di sapore. E prima di parlare di Giovanni Damiano, grazie Giovanni, il maestro Domenico Damiano, in fondo le parole, la musica sono tutte espressioni diverse dello stesso cuore, anche la pittura, e parliamo di una persona stasera veramente speciale. Molti di voi lo conoscono. Giovanni Damiano io lo conosco per due motivi. Lo conosco come collega perché lui è stato un grande pediatra, un primario medico di neonatologia che io ho conosciuto prima come medico. No, veramente. E però lo conosco poi come poeta, come attivista sociale, attivista della cultura, perché lui oltre a scrivere, a dipingere benissimo, anche un pittore, è stato primo premio assoluto come pittore, medico pittore, e soprattutto uno scrittore di poesie e soprattutto un attivatore culturale. Dove c'è lui, quando va lui a un evento non si dimentica il suo passaggio, perché lui crea subito animazione, lui crea occasioni per i giovani, un'associazione Torre Greco dove stimola i giovani alla lettura con il premio di narrativa nati 2 volte. Quindi è una persona che scrive e che ama far veicolare i messaggi di cultura e poi soprattutto il suo Vangelo e portare avanti il messaggio delle nostre tradizioni, le tradizioni rurali. Lui ha una storia particolarissima che è già un romanzo la sua storia. Nasce da una famiglia di contadini, fino a 10 anni non è andata a scuola perché servivano braccia per la terra. Poi è andato a scuola e aveva una passione tale per lo studio che ha bruciato le tappe, si è diplomato al liceo classico, ha fatto l'università, il carriera università a 30 anni, ha lasciato il suo paese, ha lasciato la terra e è andato nel mondo, è diventato un pediatra importante, ha fatto pubblicazioni scientifiche in tutto, che sono state pubblicate su riviste internazionali. Parallelamente a questo dipingeva e continuava a essere un poeta. Per i 2 anni, l'anima dello scienziato e l'anima dell'artista. Penso che una persona così meriti di essere conosciuta, quindi grazie.